Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento da mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, eravamo e siamo in diretta con Andrea D'Amico, collegato, e con ovviamente Alberto Rigotto, direttore amministrativo rodinese, che deve dare risposta a Stefano Edel. Alberto. Sì, allora fare la voce, voi sapete che la FIFA e la UEFA sono due autorità massime dove è anche un po' complicato alzare la voce come singole società. È chiaro che ci sono delle interlocuzioni importanti e questo è innegabile, soprattutto a livello di federazione. È chiaro anche, vi faccio l'esempio, il Belgio che parte 10 giorni fa e dice chiudiamo qui il campionato, gli è arrivato subito un cartellino tra l'arancione e il rosso dicendo se fate così scordatevi per 5 anni le coppe europee. Quindi in realtà ci sono temi un po' delicati, no? che vanno affrontati con la dovuta cautela. E quindi in realtà io mi metto nei panni qui comunque in questo momento, in particolare il Presidente Gravina e poi anche il Presidente della Lega e l'amministratore delegato del Servo, Lega di A parlo, hanno in mano un boccino, è un boccino un po' pesante e anche, voglio dire, ricco di significati, no? Perché anche, perdonatemi, ho ascoltato con molta attenzione la trasmissione fino adesso, anche il fatto di paragonare, no, il calcio agli altri sport che effettivamente hanno deciso di chiuderla lì. Beh, però veramente non dimentichiamoci che comunque anche la parte economica nell'ambito sportivo ha il suo significato. Allora gli altri sport chiudono perché in realtà fare a porte chiuse sappiamo che dalla pallavolo, la pallacanestro e quant'altro è chiaro che le entrate più importanti sono nell'ambito dell'evento sportivo in quanto tale, quindi con la necessità di avere pubblico. La parte dei diritti televisivi invece è una parte davvero importante che se non viene appunto, è vero che sono state pagate 5 rate su 6, però in realtà la sesta rata è una rata importante, c'erano delle cose arretrate soprattutto a livello di Lega di A che non sono state pagate, quindi il danno come dire, raffrontabile è davvero molto significativo, quindi dovete mettere sempre in campo da una parte gli interessi comunque economici e io mi meraviglio di chi poi si meraviglia e dice gli interessi economici fanno sempre da padrone. Però vuol dire, non possiamo pensare che il mondo viva solo di aria e anche nell'ambito dello sport, soprattutto professionistico, la parte economica ha il suo significato. Però questo non vuol dire che al primo posto non debba essere messa la sanità e la salute dei giocatori e su questo è innegabile, per cui io condivido che bisogna comunque ricominciare nel momento in cui non ci sono rischi per la salute dei giocatori e questo è innegabile. Però, detto questo, però direttore, aver ricevuto già 5 rate su 6, che se l'ultima è importante da parte delle televisioni, avete diciamo in cassaforte un gruzzoletto non male, insomma era più preoccupante se le parti fossero invertite, cioè una pagata e 5 da pagare, quindi avete già un gruzzoletto da non buttare via. Dunque qualche presidente non può dire beh non abbiamo i soldi per pagare i giocatori perché la televisione non ce li hanno dati. No, le televisioni te li hanno dati, perché magari qualcuno può anche usare questo sotterfugio con i giocatori. Boh, non so in questo caso chi lo sta usando, in realtà parlo in Serie B, in serie B soprattutto. In Serie A francamente non mi risulta. È chiaro che nell'ambito di questo ci si comincerà a sedere a tavolino anche con i giocatori, nel caso in cui ad esempio si dovesse finire qui, quindi in realtà i danni ci sono quantificabili. Quella cifra che gira di 700-800 milioni di euro, la verità non è una cifra buttata lì e ve lo sottoscrivo io, insomma, che di numeri vivo. È chiaro che a quel punto lì ognuno dovrà fare la sua parte, credo anche i giocatori in qualche modo, ma questo è un ragionamento da affrontare con loro. È chiaro che poi ci sono le solite schermaglie tra sindacato, datoriale eccetera, però alla fine io per quanto mi riguarda in Serie A nessuno ha voluto approfittare. Tra l'altro con la consapevolezza che il patrimonio numero 1 di una società di calcio sono proprio i giocatori e sarebbe un po' anche sciocco andare a penalizzare proprio quelli che magari poi tra un mese ti devono tra l'altro salvare la pelle perché poi ridiscendono in campo. Però ci sono stati, Presidente, poi do la linea a Andrea D'Amico, ci sono stati 2 presidenti, uno del Brescia e l'altro non ricordo, che ha detto noi il campionato non vogliamo più giocarlo, tanto per capirci, e le faccio nomi e cognomi, il Presidente del Brescia l'ha detto, un altro Presidente mi sfugge, Cairo, un altro ha detto noi non vogliamo più giocare. No, verissimo questo, come è vero anche che altri presidenti vogliono giocare. Nell'ambito di questo è chiaro che ognuno poi in qualche modo tira anche l'acqua sul mulino, ma io ritengo che in ogni caso, prima di tutto appunto, al di là dei protocolli, bisogna capire
2 o 3 settimane l'evoluzione, perché vuol dire anche in questo nessuno all'inizio avrebbe pensato questa cosa e credo che nessuno in questo momento, ma veramente nessuno, ha la sfera di cristallo per dire se questa malattia durerà 1 anno, 2 anni. Io francamente rimango un po' meravigliato un po' di tutti gli assolutisti, no? Come erano a febbraio, qualcuno diceva che era una stupidaggine, era una febbriciata. Certo, è saltato il collegamento. Andrea D'Amico, lo ripristindiamo subito. Andrea D'Amico, cosa ne pensi, Andrea? Ma guarda, io voglio dire, quella domanda che ho fatto a Mauro Balata prima è una domanda che è molto importante, perché quello che è successo oggi, come stava dicendo anche Alberto adesso, e la domanda che gli stava facendo Stefano, è una cosa molto... c'è un problema tra UEFA e FIFA, che è l'organismo supremo del calcio mondiale, che non è una cosa da poco. Perché? E quindi la domanda che ha fatto Stefano è stata: ma come mai la FIFA ha cambiato idea in poco tempo? E la mia risposta è perché la FIFA ha come primaria interesse economico quello di salvaguardare i mondiali in Qatar 2022. Perché dico questo? Perché comunque la FIFA incassa più di 2 miliardi di euro solo di diritti televisivi per il mondiale in Qatar 2022 e quindi una montagna di denaro unita a tutta l'organizzazione per tutto quello che ci va dietro. È chiaro che, come diceva Alberto adesso, ognuno tira l'acqua al suo mulino. Allora ci sono dei presidenti che non hanno più interesse a giocare questo campionato, anzi magari potrebbero risparmiare 4 mensilità e dicono finiamola qui. E ora ci occorre equilibrio, ci occorre indipendenza. Chi prende una decisione di questo tipo deve pensare al bene di tutti, non deve pensare soltanto ai propri interessi. E questo è il problema. Questo lo deve fare sia la FIFA, sia la UEFA, sia i presidenti. È chiaro che quando Alberto ha detto il Belgio voleva smettere, probabilmente ha giudicato che a livello economico sarebbe stato più conveniente per la Lega del Belgio e per il campionato belga smetterla lì, ma ha avuto un richiamo subito dalla UEFA dicendo: no, guarda che tu non puoi interrompere autonomamente il tuo campionato perché fai parte di un'organizzazione internazionale di cui la massima espressione sportiva ed economica è la Champions League, che tu non puoi decidere da solo. Ma allora io dico anche un'altra cosa: siccome si parla sempre di ricadute economiche, di soldi, di valenza di denaro, cioè la UEFA e la FIFA in questo settore qui devono tirare fuori i soldi, perché loro sono molto più ricche di tutte le leghe messe insieme e quindi hanno dei fondi che possono aiutare le federazioni, le leghe in questo caso, perché questa è un'emergenza internazionale. È inutile andare a chiedere ai giocatori. La UEFA e la FIFA, che non pagano neanche un giocatore e che organizzano le manifestazioni più importanti al mondo, hanno il dovere di mettere a disposizione le loro risorse economiche certo. e di darle alle società. Fermo lì, Andrea Pieraldo, chiedo a tutti un po'... una cosa, ma la FIFA ha i mezzi per sostenere tutte le federazioni mondiali? Perché qui sono tutte le federazioni mondiali che ci stanno rimettendo, cioè io non conosco i numeri della disponibilità della FIFA, però mi sembra che sia una cosa immensa, capito? Perché non è solo il problema Italia, è un problema mondiale. Se la FIFA interviene in Italia, deve intervenire anche in tutti gli altri campionati, certo, nelle altre leghe, negli altri stati, perché è tutto il mondo che è fermo. Non conosco le disponibilità della FIFA. Ma per definizione la FIFA è un'associazione no profit, per cui non si pone il problema di guadagnare, di distribuire dei dividendi. È chiaro che in base alle risorse che ha, le deve mettere a disposizione quota parte per aiutare le varie federazioni. Ma ne ha a sufficienza, ma è a sufficienza, Andrea, lui ti chiede, il Presidente... Per quello che ha. Per quello che ha. Vabbè, però se deve dividere con tutto il mondo... Incassano se non si solo sa... dai diritti televisivi, hanno incassato da Russia, aspetta che perdo il conto degli anni, cos'era? 2018 Russia, sì. 2018, più di quasi 2 miliardi di euro solo per il mondiale di diritti televisivi, senza considerare tutti gli altri sponsor e via discorrendo. Allora, se tu pensi
probabilmente io non so quanti soldi ha la FIFA, ma sicuramente ha i soldi per poter aiutare molto di più di le quello società. che possono fare i singoli giocatori, le società. Sei stato chiaro. Alberto d'accordo, poi lo saluto ovviamente, Alberto Rigotto da Udine. Alberto, d'accordo su quello che dice Andrea D'Amico? Arriva, dovrebbe arrivare adesso, perché qui siamo in rigorosa diretta, quindi via Skype, via Zoom, ovviamente i collegamenti. Eccolo qui. D'accordo, Alberto? Ho perso un passaggio. No, praticamente hanno detto, Andrea D'Amico ha detto l'UEFA ha 2 miliardi di utile solo in un campionato del mondo, ecco. Deve dividere i soldi che ha con tutte le società e ovviamente per quello che hanno necessità, perché i soldi non pagando giocatori, non pagando nessuno, li ha, e perché non deve metterli l'UEFA e dare un contributo a tutte le società del mondo? È intervenuto ovviamente il Presidente, ha detto sì, ma sono tante, quindi ovviamente dividerle fra tante non è che sia una cifra esorbitante. E allora Andrea D'Amico gli ha risposto, beh, quello che hanno daranno. D'accordo su questo? No, beh, su questo sicuramente un ragionamento da fare. In realtà anche alcune federazioni hanno creato dei fondi che magari potranno essere a debito, o comunque hanno creato dei fondi importanti, perché effettivamente poi la ricaduta su tante società sarà anche significativa. Quindi, come si dice, insomma, qualcosa è qualcosa, niente è niente, però un provvedimento dove in realtà possono essere messe a disposizione le risorse per tutto il mondo del calcio potrebbe essere un aiuto. È chiaro che questo va un pochino corroborato poi con il tentativo che bisogna fare di limitare i danni, no? Per quello effettivamente la UEFA in questo sta cercando comunque di giocare la competizione, perché non dimentichiamoci che se è vero che le competizioni nazionali tutto sommato, come in Italia, almeno una parte dei diritti televisivi è stata incassata, a livello UEFA le due competizioni si sono perse nel momento clou e nel momento importante, quindi in realtà questo anche un po' spiega il tentativo importante della UEFA di voler chiudere almeno le competizioni Champions League e Coppa UEFA, insomma. Grazie. È chiaro che sempre ragionamento poi va fatto, però corretto, quello che se riusciamo a immaginare dei fondi come dei fondi non salva Stato, ma insomma dei fondi salva calcio potrebbe essere una posizione corretta. Grazie Alberto Rigotto, come sempre molto gentile, grazie, in bocca al lupo per il lavoro. Chiedo a tutti voi, il problema diventa un problema, Diego, che poi si riflette nella vita normale, chiedono tutti i soldi, però un conto è se lo chiede l'azienda, l'operaio per vivere e mangiare un pezzo di pane, un conto se lo chiede il mondo del calcio, che è definito ovviamente da tutti come un mondo dorato, e questo può creare una certa tensione, può far disinnamorare la gente nei confronti di questo sport. No, non c'è questo rischio, Giorgio. Io credo che come a livello governativo si sta cercando di intervenire con tutte le filiere dell'economia, come abbiamo detto prima, il calcio è il terzo movimento da un punto di vista commerciale. E quindi è giusto che anche l'azienda calcio venga aiutato con degli aiuti di Stato. Dopo ha ragione Andrea che probabilmente la FIFA è l'organismo ideale per poter a cascata far piovere dei soldi alle federazioni e di conseguenza alle società sportive. E su questo credo che non ci siano dubbi. Andrea, non so se è ancora in collegamento Andrea. Andrea rimane con noi fino alla fine. Volevo fare una domanda ad Andrea credo che si dovrà sdoppiare come risposta. Ti metti la giacca da professionista. Se gli dici sei rapido nella risposta. Sì, da agente, e l'altro da amante del calcio come lo sei. Cioè, la domanda è questa: ti dovessero dare la bacchetta magica e diciamo che il campionato si prevede, perché stiamo fantasticando Andrea, si prevede una conclusione a fine agosto, il tuo mercato, quando lo faresti? Il mercato dei calciatori? Immediatamente dopo? Dopo, perché secondo me quello che è la correttezza, siccome non siamo in presenza di un mercato normale, ma siamo in presenza di un mercato a fronte di competizioni che hanno dei regolamenti, delle regole, no? Certo. Quindi per garantire la correttezza del campionato, secondo me questi campionati devono finire come si sono formati gli organici con l'ultimo mercato di gennaio. Quindi conseguentemente il mercato deve essere successivo alla fine di questi campionati per garantire la pari opportunità a tutte le squadre, per garantire una classifica equa
ok? Quindi dopo e prima della riapertura del nuovo campionato. Ecco, ma Quindi è pensabile brevi. che quello che era un mercato di riparazione una Certo. volta settembrino o ottobrino diventi il Perché calciomercato, ti che è faccio questa fondamentale domanda? per la sopravvivenza di alcune società. Ti faccio questa domanda perché ne ho sentite di tutti i colori in questo periodo, da un mercato aperto sempre alla chiusura del campionato, sempre aperto, a finestre un po', però questa mi sembra la soluzione più logica, insomma, e anche più corretta giuridicamente. Perché Bene, effettivamente- allora Certo, abbiamo... è per quello, scusa Diego, è per quello che io sono preoccupato, perché quello che ha detto la FIFA oggi, sai che ricaduta potrebbe avere? Lo Certo. Che capisco bene. se si decide di continuare a giocare, il Napoli dovrà usare Mertens fino al 30 giugno. O se no deve rinnovargli il contratto Certo. prima, perché Certo. il contratto di Mertens non potrà essere così. Quelli che hanno dei giocatori in prestito con diritto di riscatto o li riscattano prima Certo. o altrimenti non possono giocare Certo. con quei Bene. giocatori lì. Fermo È lì. una cosa assurda quella che ha fatto la FIFA. Ragazzi, però io vi saluto. Va bene, grazie Andrea, Ciao grazie. Andrea, ciao, Un grazie. abbraccio. Ciao, Grazie ciao, Andrea. grazie. Allora Ciao, Diego, ciao, Stefano, ciao. abbiamo collegato Stefano Marchetti, direttore generale Cittadella, e Giancarlo Migliorini, direttore generale del Pordenone. Ovviamente adesso andiamo a vedere chi arriva per prima. Ecco, li saluto entrambi, tutti e due, grazie. Scusatemi del ritardo, Stefano Marchetti, non ho rispettato la scaletta, chiedo scusa anche a te, però ovviamente la trasmissione ha preso una piega qui che ci vorrebbero 8 ore per dare spiegazioni a tutte le richieste che vengono fatte. Inizio nel fare i complimenti a Cittadella dovuti perché il tuo capitano, quando l'abbiamo avuto collegato pochi minuti fa, Stefano ha detto che Cittadella ci ha pagato anche il mese di marzo, e come sempre anche in questa operazione Cittadella, non lo so, poi ci dirà ovviamente anche il Pordenone cosa ha fatto, però siccome l'abbiamo sentito dalla voce del capitano vi fa onore, e quindi vi faccio i complimenti, credo siano doverosi, credo che da parte dello studio, presumo, dunque. Facciamo l'applauso. No, Doverosi, l'applauso no, doverosi. però i complimenti alla società Cittadella bisogna ricordarlo, riconoscerlo, visto che il capitano ha detto noi a marzo ci hanno pagato, chapeau al Cittadella, appunto. Ah, beh, sicuro. E quindi era giusto ricordarlo. Beh, ma al Cittadella non bisogna fare i complimenti perché ha pagato il stipendio di marzo, bisogna fare i complimenti per tutto quello che hanno fatto finora e che stanno facendo. Bene, Stefano Marchetti, mi dicono dalla regia, Stefano, se riesci a girare il telefono, mi hanno dato questa spiegazione, non so come, però se giri il telefono poi ti rivedremo meglio, perché mi hanno detto così dalla regia. Va bene, Stefano, allora vuoi rispondere? No, intanto vi saluto, mi fa piacere vedervi perché essendo segregati in casa non si vede mai nessuno, quindi mi fa molto piacere vedervi e salutarvi. E niente, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ragioniamo sempre con la nostra testa, credo che la cosa che è giusta da fare era quella, quindi come avete detto voi, per noi è la normalità. Pagare era giusto, l'abbiamo ritenuto una cosa equa, giusta. I calciatori secondo me non hanno colpa di quello che sta succedendo, non è che il coronavirus è la colpa dei calciatori, quindi in tutte le cose che andremo ad affrontare cercheremo di ragionare sempre con Cittadella, cercando di trovare un equilibrio fra le parti e cercando di essere corretti e onesti con tutti. Migliorini, invece voi del Pordenone, visto che abbiamo affrontato questo tema, come affrontate gli stipendi dei mesi che i giocatori non giocano? Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio dell'invito. Noi nella realtà abbiamo partecipato all'assemblea di B che è uscita molto compatta su questo tipologia su questo punto in particolare. È stato dato un mandato a ogni società di agire sulla base di quelle che sono le situazioni contingenti che ognuno vive. Il problema del taglio degli stipendi è un problema che con il Presidente se ne è parlato, però non si è affrontato, perché io credo che oggi sia più importante capire se ripartiremo, quando ripartiremo e se finiremo questo campionato. Io credo che quella sarà una situazione conseguente che al momento non intendiamo affrontare, perché, ripeto, quando oggi i scenari sono talmente aperti, dal discorso del virus a quella che è la ricaduta sul sistema calcio, ma in generale su quello che è la situazione italiana, e quindi io credo che
questo tema qui sarà un tema che andremo a affrontare, se è da affrontare con i giocatori in maniera serena, responsabile e corretta. Ecco Stefano, mi dicono ancora dalla regia, Stefano, orizzontale il telefono, orizzontale, perché altrimenti non riusciamo, cioè ti vediamo bene ma piccolo, invece orizzontale dovremmo vederti meglio. Ecco, se riesci, eccolo, credo che vada bene così, casomai dalla regia mi faranno presente se non va bene, ma già così ti vediamo meglio. Ecco, sentite, cosa aspettate da qui? Allora, abbiamo capito tutti che il problema, il primo, è il problema sanitario. Ecco, voi seguite ovviamente i vostri giocatori come stanno lavorando a casa, come ha detto prima Iori, seguito tramite video, telefono, la tecnologia moderna, insomma, ma voi cosa vi aspettate? Vi aspettate che il campionato continui quando questa emergenza terminerà? Vi aspettate che l'emergenza non ha ancora un tempo finale ma avrà un tempo ancora indeterminato e quindi potrebbe riprendere anche a gennaio, che ne so, porto l'esempio peggiore? Ecco, cosa vi aspettate come società e se state ragionando all'interno della vostra società in funzione di anche e soprattutto non sapendo di quello che potrà accadere? Inizio da Stefano. Ma non è che stiamo facendo grandi ragionamenti, proprio perché tutto quello che si dice stasera, domani può avere un'altra piega, quindi cerchiamo di vivere un po' la giornata sapendo che l'ottimum sarebbe finire il campionato logicamente in sicurezza. Questa è una cosa quasi impossibile o difficilissima, però bisogna cercare di vedere se si può, perché l'azienda calcio andrebbe incontro a una debacle, andrebbe incontro a qualcosa di non so se recuperabile, qualcosa di recuperabile, quindi bisogna sperare di riuscire a portare in porto la nave. Tutte le dichiarazioni che sento in questo periodo qua lasciano il tempo che trovano, infatti noi abbiamo cercato di parlare il meno possibile e cercheremo di ragionare in funzione del momento. Nel momento in cui avremo i dati giusti per prendere delle decisioni le prenderemo. Oggi si fa fatica a fare dei discorsi perché un discorso fatto oggi domani lo devi completamente stravolgere. Ecco, siete chiari, chiedo a tutti un po' di rapidità perché ovviamente visto i tempi che sono davvero stretti, ovviamente ho fatto. Diego Bonavina domanda a Migliorini e a Stefano Marchetti, presumo, a chi vuoi fare Diego. Sì, beh, intanto vi saluto. Stefano, in particolare volevo chiederti... Ciao Stefano, volevo chiederti questo. Siccome è evidente, allora ti dico, il mio pensiero è quello, io sono molto dalla parte della sicurezza dei calciatori, credo che non riesco proprio neanche minimamente a ipotizzare che si possa giocare anche con una sicurezza massimale, no di sicuro, ma anche con una adeguata sicurezza la vedo abbastanza difficile in tempi brevi, o meglio quelli che si sentono dire in televisione e sui giornali, però si dice che prima la Serie A, poi un po' dopo la Serie B, poi forse la Serie C, l'idea è quella di riprendere. Però si riprende con delle prescrizioni, quindi intendo dire l'albergo isolato, tutti isolati, ambienti sanificati e tutta una serie di cose. Ora, due domande, Stefano, velocissime. La prima, Cittadella ha la struttura per poter garantire questa sicurezza ai giocatori? B, sistema calcio, ma probabilmente sono triplicati i costi per fare un campionato in queste situazioni. E anche a Migliorini è la stessa domanda. Sì, è la stessa domanda. La stessa domanda certo. Anche per Migliorini, giustamente. Stefano Marchetti, poi Migliorini. Per quello che riguarda il Cittadella, logicamente non abbiamo Milanello o Interello, neanche Cittadello. Quindi dovremo sicuramente cercare di trovare una soluzione che non sarà semplice perché non abbiamo alberghi di proprietà, quindi cercheremo di vedere quello che si può fare. Non è semplice, se non è semplice per il Cittadella, figuriamoci in Serie C o per i tre quarti delle squadre di B. E quindi poi sotto per il discorso sanitario anche lì non è semplice. Credo che però abbiamo uno staff medico all'avanguardia che cercherà e ci deve essere anche il supporto, insomma, del sistema. Credo che il sistema deve metterci nelle condizioni di poter operare in un certo modo, quindi
non saremmo noi che dovremmo solo andare a cercare i tamponi o fare le analisi, dovrà essere il sistema che metterà tutte le squadre nelle condizioni di poter operare in un certo modo, altrimenti io la vedo dura a ottemperare a tutte le richieste che saranno fatte per giocare in sicurezza. Migliorini, poi avete visto il nome Pagin Daniele, perché mi diceva la regia, ho detto togliete il nome, ma si è collegato lui, quindi in automatico è uscito il nome qui è davvero la tecnologia, non ci capisco più nulla. Migliorini, la risposta alla domanda di Diego Bonavina, poi anche Stefano Eder vuole farvele. Mi associo a quello che diceva Marchetti, neanche Pordenone a Milanello o a Interello o altro. Noi abbiamo un centro sportivo che però, voglio dire, non è completamente autonomo dal punto di vista soprattutto della foresteria, e quindi, ripeto, gli scenari condivido, dovremmo valutarli di giorno in giorno. Oggi stiamo lavorando su più ipotesi. Sul discorso del ritiro ci stiamo lavorando da una settimana. L'idea è quella di fare gli allenamenti nel nostro centro sportivo, che è sicuramente adeguato, e vedere una struttura, un hotel qui vicino che possa completare quello che è un ritiro con tutte quelle che sono le avvertenze e sicurezze sul piano sanitario. C'è anche da dire che poi c'è tutto l'aspetto, come diceva Marchetti, dell'aspetto dei test sanitari, quindi preventivi, e credo che qui, indipendentemente da quella che è la capacità delle società con i propri staff sanitari, ci sia la necessità di avere un supporto da parte della struttura sanitaria pubblica, perché il discorso tampone in questo momento qua, per citare uno, è un fattore, è un test che è in mano a quelle che sono ai dipartimenti sanitari locali. Quindi, voglio dire, non è che uno va lì il Pordenone e dice ti compro 30 tamponi o fammi 30 tamponi. Non funziona così in questo momento, perché giustamente si dà priorità a quella che è la situazione di tutti i cittadini, e quindi di chi, voglio dire, sta soffrendo. E quindi da questo punto di vista in Lega B anche abbiamo chiesto, a livello anche di assemblea, che la Lega si faccia carico rispetto alla federazione di trovare anche un appoggio o comunque un sistema che ci permetta anche da questo punto di vista di essere in grado di fare quello che ci diranno, ci prescriveranno nel documento che oggi si è iniziato a discutere e che credo nei prossimi giorni verrà completato. Stefano Eder. Poi è chiaro che tutto questo, ripeto, comporta anche un aumento notevole dei costi di gestione. Certo. È un altro degli aspetti che ci stiamo confrontando, credo, tutte le società giorno dopo giorno con la nostra Lega di riferimento. Perché chiedo Migliorini, chiedo gentilmente, siete più rapidi e chiedo scusa per questo. E volevo dire, nel problema dei tamponi, perché nelle puntate precedenti ovviamente abbiamo parlato anche sotto il profilo sanitario, abbiamo avuto di virologi, abbiamo avuto gente di importanza nazionale, ci ha detto che addirittura ha fatto un tampone negativo, ha fatto il secondo tampone negativo, hanno fatto il tampone, hanno controllato le feci, era positivo. Dunque pensate che anche i tamponi potrebbero addirittura non essere, in certi casi ovviamente, non sicuri al 100%. Stefano, hai una domanda rapida? Ma risalgo un po' al fatto che l'ultima partita che con Giorgio abbiamo visto è stata proprio Cittadella Pordenone a porte chiuse, con la vittoria del Pordenone un mese e una settimana fa. E penso quanto tempo è già passato. Gliela ricordi a Stefano Sarabia, vedi, ha già fatto... A porte chiuse. Io sono più contento. Sì, ho visto Migliorini più contento. A porte chiuse, tra l'altro, penso... Non me la ricordo sta partita. Penso una delle cose più squallide che possa concepire il calcio e lo sport in generale, la partita a porte chiuse, in generale, qualunque sport. No, vi chiedo, siete due realtà che veleggiate nell'alta classifica di Serie B e vi misurate contro corazzate come Benevento dal punto di vista economico, Crotone, Frosinone, che hanno avuto anche diciamo, perdite, ma anche sovvenzioni, contributi notevoli. Qual è il modello futuro secondo voi del calcio di Serie B? È quello che il Cittadella ha, diciamo,
istituito per primo, ha creato per primo e che voi anche a Pordenone, mi pare di aver capito anche dalle parole del vostro Presidente Lovisa, volete seguire e state seguendo, mi pare anche con notevoli successi? O è ancora quello di questi signori che usufruiscono di grossi contributi perché scendono dalla Serie A e pensano di poter dettare legge? Perché mi associo alla domanda che avevo fatto prima a Balata. Io trovo che l'uscita di Stirpe, presidente del Frosinone, che pretende di diritto, se il campionato finisse qui, di essere ammesso in Serie A, sia completamente fuori luogo e dimostri che non si è capito nulla. Chiedo rapidità, Marchetti e Migliorini. Ma, credo che saper gestire una società, saper gestire il calcio sia fondamentale e adesso i valori vengano fuori. Dico anche che però in passato qualcuno ha anche criticato il Cittadella perché non spendeva, perché non prendeva, perché non faceva, perché qua, perché su, perché giù. E poi tutti i nodi vengono al pettine. Io credo che fare il passo della gamba in base alle proprie possibilità sia la cosa fondamentale, perché tanto alla lunga tutti i nodi vengono al pettine e adesso chi ha le possibilità giuste e ha operato bene nella grande difficoltà, perché tutti avremo difficoltà, ma ne avrà sicuramente di meno. È vero. Migliorini. Ma sì, il Presidente giustamente, ma ce lo dice anche noi quando facciamo riunioni, confronti interni, il modello Cittadella è il nostro riferimento e quindi ne va al Cittadella per quello che ha dimostrato e per tanti anni in Serie B ad alto livello, mantenendo un budget di un certo tipo rispetto a certe altre realtà che prima avete citato. Io credo che il modello sia quello della sostenibilità e della continuità e quindi credo che alla fine uno debba garantire la continuità e la continuità va premiata e considerata, quindi dovremo fare i passi rispetto alla gamba che abbiamo e quindi dobbiamo andare verso questo tipo di calcio, secondo me, soprattutto perché questo dramma che stiamo vivendo lo richiederà ancora in maniera più forte nei prossime stagioni. Quindi credo che come quando è successo nel 2008-2009 il problema del crack economico a livello mondiale, dove c'è stato un sistema industriale che purtroppo qualcuno si è ridimensionato e quindi credo che anche il calcio, il sistema calcio dovrà ridimensionarsi. Grazie. Dovrà fare. Grazie a Stefano Marchetti, grazie anche a Migliorini. Vi chiedo scusa per il ritardo che vi ho chiamato, per il poco tempo che vi ho tenuto in video, perché davvero il tempo è tiranno, quindi però grazie comunque della vostra disponibilità. Noi andiamo in pubblicità tra poco.